Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Scuola paritaria di Agrigento, nel mirino della Guardia di Finanza, contestati contratti irregolari per 131 docenti e denunciato il legale rappresentante della cooperativa. La Sicilia nella morsa del caldo estremo, in arrivo temperature fino a 44 gradi e bollino rosso a Palermo. L'ondata di calore si intreccia con l'emergenza incendi, con allerta massima in 3 province dell'isola. Viva Palermo e Santa Rosalia, il grido liberatorio del sindaco Lagalla, emblema della serata di abbraccio degli oltre 400.000 presenti nella serata del festino, nella sua edizione numero 402. Non rispondono davanti al GIP, primi interrogatori di 8 fermati dell'operazione della banda del Kalashnikov che per mesi ha terrorizzato alcune borgate di Palermo. Bomba artigianale esplosa dentro casa, un uomo è rimasto ferito ad Agrigento, in frantumi gli infissi dello stabile, panico tra i residenti, avviate le indagini per identificare i responsabili dell'attentato. A Catania scoppia la guerra delle strisce blu. Il Consiglio Comunale dice no al pagamento tra le 20 e le 21, ma AMTS ribatte: cambieremo a ottobre. Calcio, il Catania continua a muoversi sul mercato. Ufficiali la cessione di Casasola al Brescia e l'arrivo del portiere Christian De Falco, vicino anche l'ingaggio del terzino Gianmarco Todisco. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con la notizia della scoperta di ben 131 docenti irregolari e accadeva in una scuola paritaria di Agrigento, ma sentiamo che cosa è accaduto nel servizio di Desire Ferlito. 131 docenti assunti con contratti ritenuti irregolari, oltre 435.000 euro di contributi contestati e 300.000 euro di ricavi non dichiarati. E quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento al termine di un'indagine su un istituto scolastico paritario del capoluogo. Gli accertamenti eseguiti in collaborazione con la direzione provinciale dell'INPS hanno portato alla riqualificazione di 131 contratti di collaborazione a progetto con rapporti di lavoro subordinato, con il conseguente recupero dei contributi previdenziali e delle sanzioni. Il legale rappresentante della cooperativa che gestisce la scuola è stato denunciato alla Procura di Agrigento con l'ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. La Guardia di Finanza ha inoltre segnalato all'Agenzia delle Entrate ricavi non dichiarati per circa 300.000 euro. Adesso all'incubo caldo, perché la Sicilia si trova nella morsa di un anticiclone subtropicale algerino che porterà temperature molto elevate, persistenti, fino a domenica. Domani bollino rosso su Palermo, ma c'è anche il dato purtroppo molto allarmante dell'aumento sul rischio incendi. Tonino De Mara. Ormai ci siamo e la Sicilia, così come il resto d'Italia, sta per essere avvolta da un'eccezionale ondata di caldo resa ancora più insostenibile dall'emergenza incendi che già da giorni attanaglia l'isola. Bollino rosso oggi in diverse città del nord e centro Italia, mentre domani la calura si intensificherà nelle isole maggiori con bollino rosso, massimo livello di allerta per il caldo su Palermo. E le raccomandazioni che i sindaci devono dare alla popolazione di evitare di permanere nelle ore calde, evitare le attività lavorative all'aperto, a parte le misure già attivate dall'assessorato sanità, ma sono misure sanitarie che riguardano le aziende sanitarie, i pronti soccorso e gli ospedali. Mobilità dalla Protezione Civile regionale che ha già diramato un comunicato straordinario di preallerta per rischio ondate di calore a partire da oggi, quando l'anticiclone subtropicale algerino porterà temperature elevate persistenti fino a domenica con picchi locali di 42-44 gradi, prima nei settori occidentali, in particolare il Trapanese, poi sulle aree centro-orientali dell'isola. Queste condizioni, associate all'elevata quantità di vegetazione secca, aumenteranno anche il rischio incendi. Per gli incendi, allerta rossa nelle province di Palermo, Messina e Ragusa. E adesso andiamo a Palermo, dove naturalmente si è vissuta la notte più attesa del festino di Santa Rosalia. L'abbraccio dei 400.000 è stato un abbraccio forte, intenso, per una serata che ha avuto diverse connotazioni, ma sentiamo.
I fuochi d'artificio hanno chiuso la notte del 402esimo festino di Santa Rosalia. La festa per la patrona di Palermo ha chiamato a raccolta centinaia di migliaia di persone. La stima è di 400.000 tra fedeli e turisti. Un grande spettacolo per la sfilata del carro, iniziato a Palazzo dei Normanni con il videomapping. Combatte, soffre. Poi il percorso fine ai quattro canti, sul carro anche la madre di Alessia La Rosa, la bambina tifosa rosanero morta di cancro il 12 maggio scorso. Il sindaco Roberto Lagalla lancia il tradizionale Viva Palermo e Santa Rosalia. Viva Palermo e Santa Rosalia! Una liberazione per la città è arrivata anche dopo gli arresti della banda dei Kalashnikov. Certamente c'è una grande capacità investigativa, una grande risposta dello Stato e delle forze dell'ordine, lo ha confermato ieri la Presidente Meloni, che ha apprezzato il lavoro svolto in questa città. E questa sera invece è serata di festa, ma anche di riflessione e di devozione. Il messaggio anche dell'arcivescovo Corrado Lorefice, che dice c'è urgenza di aria pulita, di resistenza, di riscatto per tutti coloro che abitano la città, di qualsiasi colore, di qualsiasi etnia. Oggi il festino continua con la messa in cattedrale e la processione nel pomeriggio. Allora avete sentito, è stata citata l'operazione che ha sgominato la banda dei Kalashnikov, che certamente ha dato un respiro diverso anche alla serata del festino. E proprio ieri i primi interrogatori dei fermati nell'operazione di cui appunto stavamo parlando, in 8 davanti al GIP hanno comunque scelto di non rispondere. Ancora Marco Gullà. Primo giro di interrogatori per la banda dei Kalashnikov, che per mesi ha terrorizzato i commercianti di Tommaso Natale, Isola delle Femmine, Sferracavallo e Mondello. In 8 sono stati sentiti dal giudice per le indagini preliminari. I giovanissimi, che pendevano dai messaggi inviati dal carcere dal boss Salvatore Verga, hanno scelto la strada del silenzio. Pagati poche centinaia di euro ad attentato, erano la manovalanza guidata sul territorio da Matteo Salamone e Rosario Piazza, che mantenevano poi il rapporto costante con il giovane boss dietro le sbarre. Gli interrogatori proseguiranno domani e dopodomani, poi il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se convalidare o meno l'arresto. Dai Kalashnikov alle armi sequestrate dai poliziotti del commissariato Brancaccio in un box nel quartiere Sperone, trovati un fucile a pompa con la matricola cancellata, 2 pistole Beretta, una penna pistola artigianale e oltre 130 proiettili di vario calibro, compresi i potenti 357 Magnum. Oltre alle armi, nel box c'era pure un considerevole quantitativo di droga, hashish, 425 dosi di cocaina e crack per un peso complessivo di 88 grammi. E adesso una ultima ora, un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada che collega Floridia e Solarino nel Siracusano. Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 2 della notte. Ha coinvolto una moto e uno scooter. Nell'incidente sono rimasti feriti anche altri 2 giovani soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. E adesso una bomba artigianale che è stata lanciata dentro casa, un uomo è rimasto ferito ad Agrigento. Sentiamo. Poteva essere una strage. Un ordigno artigianale è stato lanciato dentro un'abitazione al primo piano di via Silvio Pellico ad Agrigento. In casa stavano riposando almeno 2 persone, un italiano e un cittadino gambiano. Quest'ultimo è rimasto lievemente ferito ad una gamba ed è stato trasportato in ospedale al San Giovanni di Dio di Agrigento. Chi ha agito voleva colpire. L'ordigno è stato lanciato da una finestra ed è esploso all'interno dell'appartamento. La deflagrazione ha devastato parte della casa e provocato danni anche ad altri appartamenti dello stabile. L'esplosione, avvertita a centinaia di metri di distanza, ha seminato il panico. Decine di residenti sono scesi in strada spaventati.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le volanti della polizia, gli agenti della scientifica ed un'ambulanza del 118. I pompieri hanno anche messo in sicurezza una bombola del gas presente nell'abitazione, evitando ulteriori rischi. Le indagini sono in pieno svolgimento. Gli investigatori hanno già acquisito e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso l'autore del gesto criminale. L'ipotesi principale è quella di un vero e proprio attentato. Tentato sequestro in provincia di Agrigento, vittima un anziano imprenditore segregato per alcune ore e poi rilasciato dietro promessa del pagamento di una somma di denaro. Lorena Dolci. Sequestro lampo per un anziano imprenditore della provincia di Agrigento. L'uomo è stato bloccato all'uscita dalla sua azienda di materie plastiche, la Geoplast di Casteltermini. Sotto minaccia è stato costretto a salire a bordo dell'auto del malvivente e condotto in questo casolare isolato. Qui l'uomo di 87 anni è stato immobilizzato e minacciato. Obiettivo del suo aguzzino è estorcergli un'ingente somma di denaro, 100.000 euro. Solo in seguito alla promessa di pagare il riscatto, il sequestratore si è convinto ad accompagnare nuovamente la vittima nei pressi della sua azienda, dove però ad attenderlo c'erano i carabinieri, allertati da una denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Il rapitore è stato bloccato poco lontano, ancora a bordo dell'auto. I militari hanno individuato il casolare, dove hanno ritrovato una pistola a giocattolo, un coltello, una sedia e alcuni legacci, tutti elementi che hanno confermato il racconto della vittima. L'arrestato, un uomo di 50 anni, è accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione. E a Catania è stato arrestato un corriere con 2 kg di eroina che avrebbe fruttato 500.000 euro. Decisivo nell'operazione l'utilizzo di 2 cani addestrati per l'antidroga. Giusy Lazzara. A Catania la Guardia di Finanza ha arrestato un corriere della droga con oltre 2 kg di eroina. L'uomo, originario di Gela, con precedenti per traffico di stupefacenti, è stato fermato al casello di San Gregorio e ha insospettito subito i finanzieri. Da un controllo in un vano nascosto, grazie al cane Nanda, si vede nelle immagini, all'interno di un intercapedine del paraurti posteriore dell'auto, sono stati trovati 4 panetti di eroina che servivano per confezionare 25.000 dosi. Messa in commercio al dettaglio, la droga avrebbe fruttato 500.000 euro e sempre a Catania, nel cuore di San Cristoforo, aveva affittato un garage proprio vicino alla sua abitazione, un posto sicuro per nascondere più di mezzo chilo di marijuana, ma il fiuto del cane poliziotto Ares lo ha portato dritto verso la saracinesca del box. Arrestato, lo spacciatore 28enne ha confessato agli agenti di aver nascosto in un angolo del garage una busta con la droga e un bilancino di precisione. A Catania scoppia la guerra delle strisce blu. Il Consiglio Comunale dice no al pagamento tra le 20 e le 21, ma AMTS ribatte e dice che cambieranno a ottobre. Tonino De Mana. A Catania scoppia la guerra delle strisce blu con un paradossale scontro tra Consiglio Comunale e AMTS, società partecipata del Comune. L'oggetto del contendere è la richiesta di ripristinare l'orario precedente, eliminando di fatto la fascia oraria dalle 20 alle 21. Non le manda a dire il consigliere comunale Andrea Cardello, che attacca l'azienda per i costi della sosta a pagamento. Chiamo AMTS e mi viene detto che non prima di ottobre sarà ripristinato l'orario. Ora AMTS deve cominciare a capire che è una partecipata totalmente di proprietà del Comune di Catania e non può fare quello che vuole. Per molti anni il limite per il pagamento è stato fissato alle ore 20. L'estensione alle 21 è stata subito considerata un ulteriore ed inaccettabile balzello. Secondo Cardello, le deliberazioni del Consiglio Comunale non possono essere disattese o rinviate. Lamentavano oggi che non c'è la tempistica per poter ricambiare tutte le segnaletiche, cosa che è stata fatta nel giro di una settimana quando è stato cambiato l'orario originariamente. E invece così sarebbero 4 mesi. Esattamente, 4 mesi che stiamo aspettando. Vogliamo una risposta immediata da parte di AMTS. E qualora non ci fosse la risposta di AMTS? Dovrebbe intervenire il sindaco. La questione rischia di infuocare la già calda estate catanese. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, la battaglia per la spiaggia di Mondello sbarca davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo con il ricorso presentato dal Movimento Controcorrente. Maglio Viola.
La scelta del CGA, che ha permesso alla immobiliare italo-belga di tornare a gestire ancora per quest'anno la spiaggia di Mondello, non è andata giù a Ismaele Lavardera, che aveva lanciato la sua crociata contro l'azienda e per liberare la spiaggia dagli stabilimenti balneari. A oltre un mese da quei fatti, adesso Controcorrente decide di ricorrere addirittura alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Il movimento, assistito dallo studio legale dell'avvocato Stefano Giordano, ha individuato diversi motivi di ricorso, ritenendo che siano stati violati il diritto al godimento di un bene pubblico, il diritto alla qualità della vita, ma che esista persino una forma di discriminazione in atto. Di fatto il ricorso è contro l'Italia e in questo modo Lavardera ritiene di poter portare in giudizio l'intero paese davanti alla Corte Europea. Questa presentazione di questo ricorso si chiude un cerchio e si attenderò fiducioso quello che potrebbe essere la risultanza intanto della procedibilità del ricorso stesso, che fa capire la bontà del ricorso in sé e apre degli scenari importanti, perché forse è la prima volta che su un caso ambientale un movimento, un partito o comunque una realtà locale siciliana ricorre direttamente alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Cosa può cambiare per effetto di questo ricorso? Di fatto nulla, è soltanto un esercizio giuridico che punta soltanto a una reprimenda nei confronti dell'Italia e dunque del CGA, visto che il pronunciamento non potrà mai arrivare prima del mese di settembre, quando la stagione sarà finita e dunque anche la sospensiva avrà esaurito i propri effetti. E adesso ci occupiamo dell'Odissea nelle sale, il Colossal di Christopher Nolan, girato anche in Sicilia, tra Lipari e Favignana. Lorena Dolci. Un Ulisse stremato che approda su una terra sconosciuta. Quel paesaggio di pietra e roccia ai contorni di Cala Rossa e Cala Azzurra a Favignana, quartier generale delle riprese dell'Odissea, il Colossal di Christopher Nolan, tra poco nelle sale. 91 giorni di riprese in 6 paesi, dal Marocco alla Scozia all'Islanda, passando appunto dalla Sicilia, che più di ogni altra location intreccia la sua storia con il poema omerico. È a Pietra del Bagno, sulla costa di Lipari, che le sirene tentano l'eroe. Il castello di Santa Caterina a Favignana è la fortezza di Itaca, dove Penelope e Telemaco, Anne Hathaway e Tom Holland aspettano il ritorno dell'eroe. Vulcano, Panarea e Basiluzzo completano le riprese rimaste blindatissime. Per l'oscura dimora del Ciclope, Nolan ha scelto l'Orecchio di Dioniso a Siracusa. Per vendicarsi. Scenografie monumentali, attrezzature speciali utilizzate anche per portare gli arancini alla troupe, sbarcata nel marzo dell'anno scorso. 250 milioni di dollari e un cast stellare per quello che il protagonista Matt Damon ha definito il film più impegnativo della sua vita. Promettimi che tornerai. E se non ci riuscissi? E adesso un'altra pausa, torniamo tra poco, perché tra poco avremo una pagina dedicata al calcio. Siamo al calcio, il Catania ha ceduto Casasola al Brescia, il giovane portiere De Falco diventa rossazzurro. In arrivo il terzino destro todisco, Sergio Colosi. Nuove ufficializzazioni in casa Catania. Thiago Casasola è stato ceduto a titolo definitivo in Serie C all'Union Brescia, dove ha firmato un contratto biennale. A Casasola, che la scorsa stagione ha disputato 39 partite, realizzando 3 reti, il club rossazzurro ha augurato le migliori fortune personali e professionali. Il portiere Cristian De Falco, 20 anni il prossimo 21 agosto, è un calciatore del Catania. De Falco, cresciuto nelle giovanili di Bologna e Molese e Reggiana, ha giocato un'ottima stagione con l'Igea Virtus, dove però è stato sfortunato e involontario protagonista della penalizzazione di 5 punti della società barcellonese per una precedente squalifica non scontata. Il Catania sostituisce Casasola con il terzino destro 24enne Gianmarco Todisco, imminente la cessione a titolo definitivo dell'ex Avellino, che ha militato anche con Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilento e Juve
Stabia. Per la fascia sinistra piacciono Guerra e Groppelli, entrambi del Crotone. Nel ruolo di esterno d'attacco seguiti Rizzopinna del Sole e Merola, tramontate invece le ipotesi Tumminello per l'attacco e Scognamillo in difesa. In partenza Miceli, Frisenna, Stoppa e Luperini. Il prossimo 30 luglio a mezzogiorno saranno resi noti i calendari di Serie C. Il 21 agosto la prima giornata di campionato. Prosegue intanto al Massimino il ritiro del Catania con una doppia seduta. E adesso al Palermo per la squadra il primo test amichevole oggi pomeriggio. Sentiamo. È il giorno della prima amichevole per il Palermo in ritiro. In Trentino i rosaneri affronteranno il Gardena, squadra locale. Sarà l'occasione per vedere all'opera il nuovo sistema di gioco, il 4-2-3-1, e per capire a che punto sono i rosanero nell'assimilazione dei primi concetti tattici su cui stanno lavorando. Un test sicuramente poco attendibile, ma che permetterà al Palermo di avere maggiore aderenza con i ritmi partita. Intanto arrivano le prime parole di uno degli ultimi arrivati, ovvero Tommaso Cassandro, pronto per una stagione che lui spera sia da protagonista. L'obiettivo è quello mio personale di riuscire a tornare in Serie A, perché ci sono stato con il Lecce, però non sono riuscito a trovare il mio spazio e quindi poi sono dovuto ripartire dal Como, che siamo riusciti a salire, solo che poi ovviamente loro hanno fatto altre scelte e quindi poi sono andato a Catanzaro. Quindi sicuramente il mio obiettivo è quello di riuscire a far bene qua in Serie B e poi sperare e ambire a un palcoscenico che tutti sogniamo fin da piccoli. E per realizzare questo sogno il direttore sportivo Carlo Ossi sta lavorando ad alcune trattative. Il Palermo insiste per Emanuele Rao, esterno del Napoli, reduce dal prestito al Bari. Il giocatore piace molto, ma il club partenopeo vuole prima che Max Allegri lo valuti durante il ritiro estivo. Restano inoltre aperte le piste Andrea Bozzolan della Reggiana e Isiaka Kamate dell'Inter Under 23. In uscita invece The Planche è vicino al Frosinone. E prima di chiudere, una notizia dalle agenzie: un ordigno bellico è stato segnalato da alcuni bagnanti nella spiaggia di Sant'Ambrogio a Cefalù. La bomba si trova a 1 metro di profondità. La zona attorno all'oggetto metallico è stata interdetta. Sono intervenuti i carabinieri. La presenza del residuato bellico è stato segnalato alla prefettura, che organizzerà le operazioni di bonifica con gli artificieri e i militari del Genio Guastatore. Ma naturalmente vi faremo sapere altri aggiornamenti anche su questa notizia nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento per Sicilia 24 alle 14. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Orazio Longo. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.